Allora, siamo al di di là qua, della promozione turistica, nuovamente di tutto quello insieme. che Tiriamo si un può po' le fare. somme della situazione, voglio Finché non c'è la passare la crescita, parola a più che lei. altro. Come donna, perché quello anche le è. donne sono particolarmente colpite Adesso come stanno giovane, sto comprando anche se è macchinari per imprenditrice, però produrre molti settembre, e ottobre. quindi se lei ravvede che operativamente, tecnicamente nella sua azienda, che è una struttura particolare perché è alberghiera, turistica, eccetera, c'è la possibilità di dar possibilità ai giovani di entrare e poi tirando un po' le fila se questo che si è delineato può dare degli spiragli. Allora, è un discorso abbastanza Lo so, mi rendo complesso. conto, però stiamo tirando un po' le file negli Sì, sì, ultimi no, minuti. correttamente, anche se io per quanto mi riguarda non ho mai fatto un discorso di genere, Attenzione ma che siete piuttosto un discorso di capacità e di merito, e credo che sia ma mi questo fa piacere proprio che su anche cui... dal suo punto di vista. Sì, sì, no, beh, come imprenditrice non è facile. Non è facile neanche dare lavoro, sicuramente c'è una mancanza di competenze, a volte c'è una leggerezza, dall'altra parte assolutamente si trovano anche persone estremamente preparate, quindi sicuramente puntare sulla formazione professionale è uno dei punti più importanti, uno degli asset più importanti per uscire da questa situazione, che sia attraverso la scuola, che sia attraverso istituti professionali piuttosto che altri tipi di corsi. Poi volevo riprendere un attimo la provocazione che mi faceva prima, no? Mi diceva se del 51% delle tasse che pagate una parte venisse reinvestita poi nella promozione turistica, perché insomma è questo di quello di cui mi occupo, e io faccio un'ulteriore provocazione, dico ma se una parte di quel 51% invece rimanesse in tasca al dipendente, perché come imprenditore credo moltissimo nello staff e nelle persone che lavorano con me, e penso che se loro avessero più capacità di spesa, se arrivassero più facilmente a fine mese, da lì ripartirebbe tutta l'economia. Poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. Cioè se diventassero loro stessi turisti delle vostre Ma strutture... al di là dei turisti, al di là del turismo è proprio un'idea di avere un potere, sì, sì, no, l'idea di avere un potere d'acquisto, perché adesso sentendo che insomma non abbiamo incensato il Job Act, però stavo facendo anche una riflessione personale. Sinceramente, come imprenditore forse sì, ho confermato qualche contratto grazie agli sgravi che sono previsti, ma anche come giovane donna, no, in mezzo ad altre giovani donne, posso assicurarvi che io non ho visto nessun cambiamento. Le mie amiche, visto che si parla anche di genere, sono precarie tanto quanto, anzi a partita IVA, quindi non dico a tutele crescenti ma a tutele decrescenti. Infatti quello è il problema più grande dei giovani a partita IVA, diciamo la verità. Senza maternità, senza malattia, senza una prospettiva, cioè si lavora veramente Posso fare una domanda? Le assunzioni che ha fatto a tempo usufruendo degli sgravi, le ha fatti per gli sgravi o perché aveva bisogno di personale da assumere? Allora, fortunatamente l'azienda in cui lavoro, la mia azienda, insomma è un'azienda che tutto sommato è sana. Quindi a prescindere dagli sgravi sicuramente lo sgravio sì, ci ha fatto comodo, no? Però sicuramente saremmo andati anche poi comunque ad assumerli. Io ho assunto una persona, l'ho assunta non per lo sgravio, ma perché mi serve. L'avrei assunta comunque, anche perché il momento che viene assunta poi sappiamo benissimo, cioè, devi crederci veramente nella persona con cui decidi di collaborare. E credo che, a prescindere insomma, a prescindere, poi c'è stato uno sgravio, ben venga per carità, però guardando la situazione attuale anche rispetto appunto alle persone che mi circondano, io non ho visto alcun miglioramento, cioè chi è partita IVA, chi è precario, chi non sa come, che fa 25.000 lavori per riuscire ad arrivare a fine mese e vi sto parlando di persone professionalmente preparate, non vi sto parlando di persone che si improvvisano, vi sto parlando di persone che hanno studiato, che hanno una formazione. Sai qual è il paradosso, secondo me, che potrebbe addirittura creare un'ulteriore disoccupazione prossimamente? È quello che ci sono una certa tipologia di contratti, non del tutto genuini, tipo il Coco Pro, che a volte vengono abusati, che se vengono eliminati, l'imprenditore che non ha la forza per trasformarla a tempo indeterminato nonostante gli sgravi, lo lascia a casa. Quindi il rischio è che ci sia tutta una serie, migliaia di contratti che non verranno trasformati perché l'impresa, nonostante gli incentivi, non ce la fa. E poi mi sembra che anche il sindacato abbia avvisato questo problema. Purtroppo, secondo me, aumenterà la disoccupazione, potrebbe aumentare. No, sono d'accordo perché va insomma, a ledere la flessibilità e anche la possibilità di lavorare con una persona per un determinato periodo. Adesso diventa tutto più complesso, più pesante, col contratto a tempo determinato, insomma non è... Chiarissimo. Infatti come Movimento 5 Stelle abbiamo pensato a uno strumento che è il microcredito, cioè i parlamentari si sono tagliati i loro stipendi, li hanno messi in un fondo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e quindi chi fa domanda
che sia una persona fisica o una piccola azienda o un gruppo di amici, può accedere a questi 25.000 euro, non solo per acquistare beni durevoli, ma anche per l'acquisto di materie prime oppure per fare una formazione, quindi per fare sia una formazione professionale sia per attingere e andare magari a fare un master o una qualificazione. So che è una goccia in un mare 25.000 euro, però sono sempre 40 milioni di euro che è un fondo di rotazione. Sappiamo anche che probabilmente non rientreranno tutti, però se anche ne rientra il 90% dei soldi che vengono messi a disposizione, magari iniziano tutta una serie di cose virtuose che sono d'accordo con lei, perché le persone non solo fanno fatica a arrivare a fine mese, ma non avendo soldi in tasca non possono spendere nei beni e servizi, che sia il fornaio, che sia una settimana o qualche giorno nelle nostre strutture, quindi è una spirale inversa che ancora di più va in una crisi economica, perché infatti noi parliamo che non siamo in depressione così per dire, tanto per dire, molto di più. Quindi. Chiarissimo. Morosin, cosa potrebbe attivarsi concretamente per evitare che questi giovani se ne vadano via? La soluzione può apparire banale, ma è quella radicale, non c'è alternativa all'indipendenza. Quindi voi non c'è soluzione, è la chiave per entrare veramente in una prospettiva nuova. Io stupisco quando qualcuno pensa che stiamo parlando di cose così dell'aldilà, invece è la prova provata da quello che abbiamo sentito, dalla considerazione obiettiva dei fatti che abbiamo davanti. Lo diceva bene il dottor Stoppato prima, la considerazione critica che brevemente ha espresso sul futuro del Job Act è quella, è la regolarizzazione di realtà temporanee, ma non avrà un'effettiva capacità di invertire la rotta. Perché? L'abbiamo detto e lo ripetiamo, non si può creare il lavoro con i tweet, è stato detto anche prima, bisogna creare i presupposti perché le aziende si sentano spronate a investire. E quindi anche fiducia, quindi assolutamente. Panto. In merito alla domanda dell'opinionista, il Job Act aumenterà la disoccupazione? Io personalmente ritengo di no. È un timore, potrà capitare, ma è un fenomeno di nicchia, è un fenomeno secondario. Il problema è la crescita, cioè fin tanto che la crescita è zero, l'imprenditore chiaramente dice: ma perché devo assumere delle persone nuove se la mia produzione è costante e non ho bisogno di una forza lavoro aggiuntiva? Allora in quel caso là mi viene la voglia di fare il furbo, tra virgolette. Però la ripresa sta arrivando, quindi ci sono già dei significativi aumenti della produzione industriale, prendiamo quella dell'automobile. Sì, è vero, lei ha ragione, scusi se l'interrompo, la ripresa sta arrivando, faccio solo l'obiezione, per fattori esogeni, non interni, era quello il discorso, cioè tanto è vero che per fattore interno il petrolio che è calato, noi ne vediamo minimale perché c'è stata le accise che ci hanno dato una botta pazzesca, cioè io dico fattori endogeni, può essere questo un fattore? Allora, ce ne sono tanti, uno è questo, e il secondo è chiaramente l'operazione di immissione di liquidità che sta facendo la fattore esogeno, e questo è significativo perché comunque le nostre operazioni interne funzionano se ci sono quelle, no? Quindi perché facciamo parte comunque di un sistema. Vanno ad integrarsi, quindi questa operazione che ha fatto il governo Renzi secondo me porterà un grande beneficio perché è la prima grande operazione di politica congiunturale sul lavoro che è stata fatta a partire dal 2008. Non si poteva fare prima perché non c'erano le condizioni favorevoli, se fosse stata fatta prima sarebbe stata meno attiva di quanto sarà favorevole probabilmente a partire dalla fine del 2015 e avrà ampio sviluppo in tutto il 2016. Chiaramente bisogna contemporaneamente fare le riforme perché no, ma infatti questo è chiarissimo, dopo entreremo, cioè una prossima puntata dedicheremo anche a quello, velocissimi bellati. Allora la ripresa non ci sarà fino a che ci sarà questo alto residuo fiscale né in Veneto né in Lombardia né in Italia, perché noi paghiamo tante tasse, anche se c'è evasione fiscale, comunque la somma totale delle tasse pagate supera la media dei paesi europei, sono tasse enormi e in più noi Veneto, Lombardia e Emilia Romagna perdiamo un terzo delle nostre tasse che viene sperperata nel resto del paese. Quando le nostre imprese fanno la concorrenza con le imprese estere, per esempio quelle bavarese, quelle della Picardie in Francia, che sono regioni economicamente attrezzate, le nostre imprese si trovano ad avere un ritorno che non è
del 95% come nel caso loro delle tasse che hanno pagato come servizi, come strumenti che vengono dati da parte del sistema pubblico, ma si vedono ritornare indietro solo un 65%. Io avevo fatto l'esempio del Comune di Venezia, ma lo facciamo ad esempio per la Regione del Veneto. La Regione del Veneto paga poco più di 60 miliardi di tasse, 20 miliardi vengono persi, vanno via, non tornano più. Nel caso del Comune di Venezia, 3 miliardi, 1 miliardo va via, non torna più. Non può esistere un sistema produttivo che resista e che possa rinascere, Veneto e quindi tutta l'Italia, Lombardia e tutta l'Italia, di fronte a un residuo fiscale, cioè a uno sperpero delle nostre tasse così alto. Finché questo residuo fiscale ci sarà, noi non avremo mai la cosiddetta luce in fondo al tunnel. D'altra parte è stato dimostrato da 6-7 anni a sta parte che la luce in fondo al tunnel non c'è. La crescita dell'occupazione non dipende dal Job Act, come ho detto prima. Il Job Act di sicuro produrrà nel tempo più precarietà e meno tutele dal punto di vista del lavoratore. Dal punto di vista Quindi non è per i giovani? No, anzi crea ulteriori dualismi fra vecchi e nuovi, perché differenzia fra i vecchi e nuovi in termini peggiorativi per i più giovani. E dal punto di vista della crescita, uno dei fattori importanti che è stato richiamato è quello della domanda interna. Perché per voi è uno dei fattori principali, una delle cause principali nell'economia italiana di mancanza della crescita, per cui significa la necessità di dover fare degli interventi di sostegno ai redditi. Interventi di sostegno al reddito vuol dire agire su due fronti. Il primo sull'estensione della riduzione della pressione fiscale, io guardo soprattutto dal punto di vista di chi lavora e di chi è pensionato, per cui estensione degli 80 euro anche sopra una certa soglia di reddito ed estensione ai pensionati che oggi non ce l'hanno, la riduzione degli 80 euro. Dal punto di vista dei salari, perché guardiamo sempre all'Europa per altre cose, mai per quanto riguarda il valore del salario e dello stipendio, guardiamo e paragoniamo gli stipendi dei lavoratori italiani con quelli dei lavoratori tedeschi o dei lavoratori francesi. Allora anche qua ci vuole una politica diversa che faciliti di più i rinnovi dei contratti di lavoro sia nel privato sia nel pubblico, dove sono fermi oramai da 7-8 anni. Anche se è un problema grossissimo, non l'abbiamo affrontato in questa sede, ne ha accennato sono le partite IVA, perché poi io scopro che tantissimi giovani, non occorre scoprirlo, oppure se esci dal mercato del lavoro ci entri solo con sta benetta partita IVA, non vengono neanche considerati, figli non se li sognano e ma così. Tante sono anche finte partite IVA. Sì, no, finte, ma no, finte partite IVA, magari. Esatto, puoi fare i miracoli, quindi niente. In chiusura proprio siamo velocissimo, Elena, volevo dire sul discorso delle riforme, sono stati trasformati dei contratti ovviamente da tempo parziale, contratti di apprendistato in contratto a tutele crescenti soffrendo degli sgravi. Questa ondata è finita. Adesso sono stati trasformati circa 48.000 contratti, un pochino diciamo non genuini, quindi secondo me è anche stato fatto un condono. Io parlo di condono perché per me è stato un condono fatto agli imprenditori, a differenza di quando fai condono fiscale e condono edilizio paghi, certo. In questo caso lo Stato ti ha pagato. Ma detto questo, temo che potrà esserci un contenzioso importante al termine dei 3 anni, il caso del Job Act, perché quando si parla di reintegro per licenziamento discriminatorio va tenuto conto che è previsto che nel caso di aspetti economici, per questioni economiche, l'impresa può lasciare a casa il lavoratore con un minimo di 4, massimo di 24 mensilità. Però quando sarà il momento il lavoratore dirà: ma perché lascia a casa me e non un altro? Allora mi sta discriminando, e nascono una serie di contenziosi. Chiudo velocissimo dicendo che il Job Act americano prevedeva nell'immediato uno sviluppo, quindi sgravi nei confronti delle imprese, così come sono state fatte in Italia, vantaggi nei confronti dei lavoratori, ma prevedeva soprattutto investimenti tipo microcredito dato, finanziamenti, start-up, quindi l'insieme delle cose che invece questo non... Quindi è stato investito nell'immediato dei quattrini a favore della ripresa, quindi come è stato detto, se non c'è ripresa non ci potrà essere l'occupazione. Anche risorse pubbliche, principalmente pubbliche. Vabbè. E va bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio naturalmente la vostra presenza, il vostro intervento per chiarire degli argomenti, per vedere vari punti di vista. C'è comunque un punto unitario di unione, penso che l'abbiate anche colto con le sue sfumature naturalmente. Ringrazio voi di averci seguito, ci vediamo domani come sempre alle 13. Grazie, buonanotte. Grazie. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero.
Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Euro Internet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Euro Internet, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti il personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore, quello è il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.